Allora, cari telespettatori, vi presento subito i nostri primi interlocutori. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio la professoressa Chiara Messina, presidente del comitato scientifico AIL di Padova. Grazie di essere qui con noi, professoressa, e anche il presidente dell'AIL di Padova, Marco Eugenio Brusutti. Ben ritrovato, presidente. Grazie dell'invito. Grazie della sua presenza. La ricorrenza è quella in modo particolare del 24, 25 e 26 marzo. Parliamo di donazioni per l'AIL per aiutare le tante persone che soffrono di leucemie, linfomi, mieloma e soprattutto di un'associazione, l'AIL, che fa del bene, che si prodiga, che ha tanti ambiti di operatività, ma che naturalmente per poter vivere ha bisogno di supporto che viene anche da tutti quanti noi naturalmente, quindi partecipando, aderendo a queste campagne molto significative. Adesso questa delle uova di Pasqua, in modo particolare, io ho qua due belli ovetti. Eccolo qua, uno e dopo un altro simile giallo, cosa sarà, maschietto, immagino l'altro femminuccia giallo, e quindi acquistando l'uovo di Pasqua nelle numerosissime piazze della nostra regione, del nostro paese, si dà un contributo importante. Poi ci sono tante altre modalità, però a monte andiamo a capire meglio l'AIL che cosa fa, e poi ci aiuterà la professoressa, anche lei, a capire queste patologie. A che stato sono, quindi che gravità presentano, che speranza c'è anche nelle famiglie e nei pazienti? Ecco, io toccherò questo aspetto, la speranza, poi lascerò per gli aspetti di ricerca e anche per le nuove terapie alla professoressa che meglio di me potrà spiegarle. Io vengo qui da lei a parlare di speranza perché questo facciamo come volontari in tutte le piazze d'Italia. Speranza fondata. Questo è importantissimo. Certo, perché i dati ci danno e ci attestano che grazie ad AIL e grazie anche al contributo, soprattutto al contributo dei nostri volontari e dei nostri benefattori, la ricerca va avanti e va avanti con un sprint in più grazie al sostegno privato, quindi grazie ad AIL, che ha proprio peraltro una struttura, un istituto di ricerca dedicato che a Roma si chiama GIMEMA e che fa proprio uno studio specifico sulle leucemie. Noi qui a Padova, in oltre 300 piazze, in quasi tutti i comuni della provincia di Padova, saremo presenti con il banchetto della solidarietà. Con un'offerta minima di 12 euro possiamo avere un uovo al latte o fondente, che è un gesto di amore verso a cui vogliamo bene, ai nostri figli, agli amici, ai nipoti, ai ragazzi, alla parrocchia, insomma, a chi vogliamo regalarlo. Ma facciamo due regali. Regaliamo una cosa buona, perché il cioccolato che noi scegliamo è sempre molto buono, ma sosteniamo la ricerca. Ecco, questo della ricerca è molto importante perché al di là dell'associazione, che poi anche altre fonti per fortuna che esistono, è il fatto che in virtù della ricerca si riesce a progredire nella cura e nell'alleviare comunque delle patologie del sangue sostanzialmente, che avevano una diffusione, una gravità notevole in passato. Sì, voi considerate che il nostro fondatore a Padova, il professor Luigi Zanesco, era chiamato il dottor Morte perché lui comunicava alle famiglie dei bambini ricoverati in ospedale quasi sempre che non ce l'avrebbero fatta. E lui diceva: spero di essere l'ultimo primario di questo ospedale, di questo reparto specifico, perché sperava che grazie alla ricerca molte patologie si potessero fermare. E devo dire che su alcune leucemie questa sua idea si è realizzata, perché siamo passati da un 90% di morti a guarirne il 95%, quindi una bellissima percentuale, considerando che a questi numeri noi mettiamo volti, storie, persone, bambini, creature e poi anche per gli adulti pezzi della nostra vita. Io parlo da familiare, mio padre è morto 6 mesi fa di leucemia e devo dire che è una tragedia che colpisce tantissime famiglie. C'è ancora questa parola, leucemie e linfomi, malattie rare.
Insomma. Ma quanto rare, perché in ogni famiglia, sì, io ascolto, c'è un problema, c'è una situazione. Abbiamo bisogno di fare squadra, abbiamo bisogno di volontari, abbiamo bisogno di medici. Lei si renda conto, questa è una cosa incredibile. Noi, per un ospedale che sosteniamo, abbiamo difficoltà a trovare ematologi. Quindi questo può essere anche un appello sostanzialmente a dei giovani di intraprendere delle carriere, perché si dà un aiuto alla vita. Ovviamente motivati, perché noi abbiamo avuto dei geni come il professor Mandelli, il nostro fondatore, che 50 anni fa, il professor Mandelli, ha costituito l'AIL a Roma. Qui a Padova è stato costituito dal professor Luigi Zanesco, che era il direttore del Dipartimento di Oncoematologia Pediatrica, l'ha fondato lui. Ma sono stati dei geni per due motivazioni. Prima, perché loro hanno ritenuto che fare il medico era una grande missione. A discapito anche della famiglia molte volte. Parlavo con la moglie del professor Zanesco, quante volte lui accompagnava i figli e la moglie in vacanza e lui rientrava immediatamente per stare nel reparto. Lui era presente anche in casa quando un bambino non ce la faceva. In quel momento lui era lì, con quella famiglia. Cioè è quell'essere non solo medico, non essere specialista, ma clinico, cioè avere una visione globale dell'economia, non solo della qualità della terapia, ma anche della sua somministrazione, e quindi di unire quell'umanità, quella conoscenza. Prima parlavamo la capacità di spiegare con parole semplici sia ai familiari sia ai bambini nello specifico la loro difficoltà, magari contestuale, temporanea, ma chiarire, perché molta gente muore anche di paura e l'AIL fa tantissimo per combattere la paura, per dire andiamo insieme. Quanta gente mi dice Presidente, io lascio la terapia perché è troppo pesante per me. E noi diciamo no, siamo con te, ti veniamo a prendere, ti portiamo a fare la terapia, siamo con te. Quindi coinvolgimento del paziente, della famiglia, anche per far capire che c'è un supporto importantissimo, perché anche la solitudine secondo me fa morire, tra virgolette, il nucleo che è coinvolto in questo problema. Consideri che noi da 3 psicologhe adesso ne abbiamo quasi 6, sostenute da AIL nei reparti, per dare questo tipo di assistenza agli ammalati e alle famiglie. Questo è importantissimo. Lei ha accennato, Presidente, quindi giro anche la questione alla professoressa, la ricerca. La ricerca è importantissima. Lei tra l'altro è stata responsabile del centro trapianti di oncoematologia pediatrica all'ospedale di Padova. Sì. Quindi seguiva da vicino. Assolutamente sì. È stato un percorso entusiasmante e ricco di emozioni e effettivamente da una mortalità del 90-70% siamo passati in pochissimi anni a una sopravvivenza e una guarigione, perché si può parlare di guarigione, del 95%. E questo non solo in età pediatrica, perché bambini e adulti hanno delle patologie cugine, ma un po' diverse. E possiamo dire che in questi ultimi 3 decenni la sopravvivenza sia per i bambini che per gli adulti la sopravvivenza e la guarigione è avvenuta nella quasi maggioranza dei casi. Avete sollevato un problema molto importante prima, che è quella della comunicazione della diagnosi, che è un momento importantissimo e spesso noi medici non veniamo preparati a comunicare la diagnosi
al paziente, che può essere bambino o adulto, anzi gli adulti sono molti di più rispetto ai pazienti pediatrici, e ricordo che esiste l'AIEOP, oltre che il GIMEMA, che è l'Associazione di Oncoematologia Pediatrica, perché proprio facendo rete si sono ottenuti i migliori risultati, in quanto la ricerca avviene non soltanto in laboratorio, quindi ricerca di base, ma poi quello che si ottiene in laboratorio attraverso un'adeguata sperimentazione eccetera viene portato anche al paziente, e poi ci sono gli studi clinici che si pongono delle domande e quindi danno delle risposte e delle informazioni. Noi medici non siamo preparati, cioè psicologi. Esatto, nel senso che studiamo, poi c'è molto dell'attitudine personale, ma esistono anche delle tecniche di comunicazione che non ci vengono insegnate, che io auspico che verranno insegnate alle generazioni future, perché i ragazzi che adesso affrontano medicina sono selezionatissimi, preparatissimi, molto motivati, e hanno bisogno di essere però anche accompagnati. Quindi quando trovano un terreno fertile che li appassiona eccetera, diventano stupendi. Infatti i giovani, il mondo è dei giovani. Infatti, da questo punto di vista anche AIL potrebbe avere un ruolo, perché si parlava degli psicologi per assistere assolutamente i pazienti, le famiglie, che è fondamentale. Però, come dice lei, è importantissima la modalità con cui si approccia alla patologia da parte del medico, nel saperla raccontare, perché poi la reazione del paziente può aiutare nel percorso diagnostico e di cura, oppure può cedere a questo punto perché l'impatto è stato... I pazienti e le famiglie, perché purtroppo questa è una patologia che implica un cambiamento non solo del paziente, adulto o bambino che è ammalato, ma di tutti i familiari, dei fratelli, delle mogli, dei genitori, cioè il presidente lo conosce. Questa è una cosa secondo me essenziale. Noi dobbiamo finirla di continuare a parlare con i numeri, ma dobbiamo mettere un volto, almeno il volto di una persona che ci sta a cuore anche come medici, come ricercatori, in quello che facciamo. Questo fa enormemente la differenza. Voi pensate che io passo molto tempo a parlare con i familiari, anche di chi non ce l'ha fatta, perché è incredibile che questi parenti, genitori, che hanno avuto un fallimento mostruoso, perché la persona più cara che avevano non c'è più, il figlio. Certo. Rendiamoci conto che stiamo parlando di bambini. Potrebbero dire basta, non ne voglio più sapere niente di questo mondo, di questa realtà, di questa sofferenza, dei problemi degli altri. Invece hanno una capacità educativa, valoriale, eroica, direi. Una mamma, sento di raccontarla, una bambina che ha un tumore al volto, una malattia rara, molto rara, che gli ha creato un foro al posto del naso. Una bambina che vive ogni giorno con un sorriso di speranza. Non crescerà più, non avrà un lavoro, non avrà una famiglia. La dobbiamo cancellare? È come se non fosse più esistita? No. AIL raccoglie le informazioni, abbiamo creato, io ho una piccola scrivania a fianco a me, con i miei tesori, sono le storie di vita di queste creature. E adesso nel mese prossimo faremo una presentazione di storie, non di morte, ma di speranza, perché grazie a loro e all'impegno dei suoi genitori noi continuiamo a dare speranza per chi sta vivendo la battaglia più difficile della loro vita. Ecco perché è essenziale venire qui e parlare ai nostri telespettatori, per dire aiutate AIL, aiutate la ricerca, scendete in piazza, prendete un uovo,
oppure venite a conoscerci, abbiamo bisogno di autisti che guidano i pulmini. Quindi anche di volontariato per cui dedicarsi anche alle cose più di semplici. di ogni genere, che è da quello appunto di guidare i pulmini, di fare il magazzino, di fare i banchetti. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Certo, questo è importantissimo. Qua stiamo vedendo appunto in tutte le piazze d'Italia, coinvolte sono 4.300 piazze nel nostro paese. Professoressa, queste patologie, appunto, diceva giustamente il Presidente, non sono purtroppo così rare, coinvolgono veramente tantissime persone. In due parole, spieghiamo leucemia cos'è? Linfoma e mieloma, proprio in modo molto semplice, ma proprio per dare un minimo di cultura di base. Diciamo che hanno in comune tutte queste patologie una cellula che impazzisce, cioè che non rispetta più i rapporti con le altre cellule e cresce cancellando le cellule normali e quindi per propria definizione invade un po' tutto il corpo. Quindi lo scopo delle terapie è quello di distruggere questa cellula anarchica, concedetemi il termine, e permettere alle cellule normali di ritornare fuori con tutte le funzioni che ha. Prendiamo per esempio la leucemia, le cellule che nascono nel midollo osseo servono per produrre gli anticorpi che ci difendono dalle malattie eccetera eccetera, producono i globuli rossi e quindi la terapia serve per distruggere queste cellule e permettere alle cellule normali di ricomparire. Si è fatti progressi scientifici in quale di questi ambiti in modo particolare? Per quale patologia o pari? Per tutte le patologie, direi che non solo la leucemia, ci sono vari tipi di leucemie acute, croniche, per i linfomi, parlando di oncoematologia pediatrica anche per i tumori solidi, cioè lavorare in sintonia, in un network, unendo le scoperte e raccogliendo i dati anche di tossicità delle terapie che si fanno e seguendo a distanza il destino dei pazienti che sono guariti, è possibile mirare sempre di più in modo da cercare di colpire la cellula che è impazzita, perché per molto tempo noi abbiamo usato delle bombe atomiche che hanno distrutto tutto e hanno lasciato. Infatti. Adesso l'idea è quella di utilizzare dei farmaci che colpiscano in modo intelligente la cellula che è colpita. Penso ad esempio, noi abbiamo 2 ricercatori sia in reparto di ematologia con il professor Trentin, sia nel reparto di oncoematologia pediatrica diretto dalla professoressa Biffi, un ragazzo e una ragazza padovani che stanno lavorando su 2 proteine. Una di questa che mi è molto simpatica, la proteina soldato, che prima era molto cattiva e andava ad attaccare le poche cellule buone che rimanevano in casi di leucemia. Adesso è stata riaddestrata e diventa un killer seriale per le cellule cattive e quindi è stata addomesticata a comportarsi bene e questo si è fatto grazie ai fondi AIL, a una ricercatrice italiana padovana che nei nostri laboratori non è fuggita via, è rimasta qui, ecco, e quindi porta dei risultati. E su questo mi permetta, io venendo qui preparandomi, stiamo parlando molto spesso di Maurizio Costanzo, no? Da poco ci ha lasciato. Maurizio Costanzo ha fatto la prefazione di questo libro e prima parlavamo di capacità dei medici, di medici giovani, di ricercatori. Dice Maurizio Costanzo al professor Mandelli, nostro fondatore: credimi professore, tu hai un rapporto con la morte che io non ho mai visto in nessun medico. Negli occhi di quest'uomo piccolo, apparentemente fragile, non c'è solo l'uomo, ma c'è la sfida, la fermezza e la voglia di vincere la malattia. Le malattie incredibili. Ha sorriso qualche anno fa quando gli ho detto
che lui è un medico per passione. Ho sorriso anch'io perché ho capito che non si può essere appassionati di una medicina, di una professione del genere, ma si è appassionati della capacità, dell'intelletto, dell'impegno che aumenta giorno dopo giorno per dedicare alla ricerca, allo studio e soprattutto alla salvezza delle persone la propria professione di medico. E lo dice Maurizio Costanzo a Mandelli, e questo è un augurio che possiamo fare a qualsiasi medico, qualsiasi ricercatore, che AIL fa suo. Questo è importantissimo. Infatti lei accennava al discorso dei giovani, accennava a terapie invadenti, invasive e defraudanti di ogni poi possibilità di sviluppo anche di vita, perché una volta che guarisci però l'aspettativa di vita si riduce anche la qualità. Questo lavoro, questa passione è anche nel cercare delle strade, delle vie di uscita, di guarigioni che ti facciano anche affrontare meglio la vita che ti resta. E questo è possibile grazie alla raccolta dei dati, cioè nei centri vengono applicati dei protocolli e c'è un controllo strettissimo di quelli che sono i benefici in generale, cioè nella scomparsa della malattia eccetera, ma anche di quelle che sono le tossicità, nel senso quale organo, quale farmaco colpisce quell'organo, che enzimi c'entrano, eccetera, eccetera, e a distanza di 5 anni quali sono gli effetti collaterali, eccetera, in modo da scegliere quelle terapie che sono efficaci per la malattia ma che danno i minori effetti collaterali e quindi una buona qualità di vita, perché il desiderio di tutti è quello di vivere, ma anche con una buona qualità di vita e di avere una vita piena, soddisfacente, non semplicemente sopravvivere, ma vivere. E direi non solo nella ricerca ma anche nell'assistenza. Pensi che AIL è stata la promotrice qui a Padova dell'assistenza domiciliare dei bambini, perché Zanesco appunto ci teneva molto alla somministrazione, come avveniva, in che modo far stare meglio i bambini, e così ha messo d'accordo il professor Carli, suo erede, i medici di zona, infermieri di territorio, il reparto di oncoematologia pediatrica, ovviamente l'ospedale, perché quello che si fa in ospedale potesse essere fatto a casa in ambito, ad esempio, di alcune attività mediche, ad esempio terapia di supporto. Ecco. E quindi un medico con una macchina AIL, con tutta la strumentazione AIL, con le infermiere anche formate in AIL, vanno a casa. Voi immaginate un bambino che si trova con i nonni in casa, in famiglia, che riceve le cure mediche. È tutto un altro discorso, che trovarsi in un ospedale, in una zona sterile, dove può entrare una sola persona, tutto pieno di camici, tutto pieno di persone. Per quanto l'abbiano cercato di rendere molto gradevole, anche la struttura, questo è importantissimo. Il tempo vola, voglio solo ricordare che AIL si occupa di finanziare la ricerca, e questa è una cosa importantissima, tanto per queste patologie, organizzare il servizio di cure domiciliari, tanto per bambini ma anche per adulti, che è un'altra cosa molto importante, sostiene i servizi socioassistenziali, quindi accompagnamento, come anche lei sosteneva, poi la consegna dei farmaci, questo è un altro problema, il disbrigo di tutte le pratiche di supporti economici. Viaggi della speranza, viaggi per ad esempio visite specialiste. Abbiamo mandato un bambino a Londra e questo ha avuto un costo pazzesco, perché sia per l'ambulanza che per gli aerei, per la traduttrice in loco, per l'accoglienza alla famiglia. E questa famiglia ovviamente non se lo poteva permettere. Quindi è proprio importante che questo. E poi realizza le case alloggio AIL, che sono vicino, quando appunto la persona, infatti ci pensavo, chi vive a Padova, chi è fortunato, sta nel territorio, chi è lontano, ci sono delle case alloggio di supporto dove può avere queste cure nell'immediato, e sostiene anche le scuole, le sale gioco in ospedale, proprio perché dicevo la struttura ospedaliera assume una connotazione anche diversa, più accogliente nel limite possibile, naturalmente. Vorrei dire sulle case di accoglienza una cosa importante. A Padova molte persone
per paura di affitti, di non poter più mandare via persone scorrette, eccetera, tengono le case chiuse, nel senso non fanno affitti e le tengono, diciamo, disabitate. Sono un tesoro per AIL, quindi dando un comodato d'uso anche, diciamo, interrompibile in qualsiasi momento, permettono un'accoglienza seria, appunto, ai familiari dei bambini o delle persone adulte che vengono da noi nel territorio per essere curati. Abbiamo un'ottima sanità qui e anche accessibile a Padova. Cerchiamo di rendere l'accoglienza quindi eventualmente possibile. rivolgersi ad AIL per qualsiasi informazione, questa è la cosa più semplice. Per dare delle case, o anche per i lasciti testamentari. Una parte, non serve tutta l'eredità, ma date finalizzata alla ricerca, all'assistenza per la pediatria, per gli adulti. Chi ha avuto un'esperienza terribile, dia un sostegno, accolga l'aiuto che ha ricevuto e sia a sua volta testimone di un aiuto per gli altri. Grazie Presidente Marco Eugenio Brusutti di questa testimonianza, di queste informazioni, grazie naturalmente anche alla professoressa Chiara Messina, Presidente del Comitato Scientifico di AIL Padova, di averci chiarito degli aspetti fondamentali della ricerca. Noi speriamo di avervi ancora nostri ospiti, magari per anche addentrarci meglio nei percorsi terapeutici e che cosa concretamente si sta facendo, che è sempre molto importante. Io ancora vi ringrazio, vi ricordo naturalmente le giornate con le piazze aperte in qualche modo per acquistare in anticipo appunto le uova, eccole qua le fiamme d'animali, le uova di Pasqua di AIL che noi abbiamo anche qua in studio, e naturalmente ringraziando i nostri ospiti io vi lascio alla pubblicità, dopo la pubblicità la nostra trasmissione però continua. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a lei.